Perfetto, una domanda sull'acqua: c'è stata una protesta degli abitanti dei comitati, varie associazioni Agrigento, Caltanissetta e Terna con l'assessore Di Mauro. Ecco, che tipo di riscontro ha avuto lei anche come prefettura? Ci saranno delle azioni che si, diciamo, svolgeranno prossimamente? Guardi, io quello che le posso dire è che noi siamo sempre a disposizione anche della Regione, oltre che del governo centrale dal quale dipendiamo, per ogni necessità di coordinamento e di intervento in emergenza. Però deve essere ben chiaro che le strutture idriche, cioè le strutture che servono per portare l'acqua ai cittadini, sono strutture di competenza della Regione e degli enti locali. Questo deve essere chiaro. Se il prefetto avesse un budget per questo sarebbe ben contento di spenderlo, ma non ce l'ha. La prefettura non è un ente che eroga risorse idriche. Ciò non toglie che, voi lo sapete, mai ci siamo fatti indietro durante l'estate scorsa quando si è trattato di dover assumere anche come dire, forti interventi, forti decreti d'emergenza per assicurare l'acqua dove fosse possibile e dove era possibile, dove si trattava di spostarla al limite da una parte all'altra, di distribuirla, ma creare la risorsa, ecco, questo spetta alla regione e agli enti locali.